Si aggiunge un tassello a quello che ormai è stato definito il giallo di Vidor. La morte di Alex Marangone rimane per ora avvolta nel mistero. Il barista 25enne è stato trovato privo di vita sul Piave dopo aver partecipato ad un rito sciamanico nell'abbazia di Vidor. Oltre ad un principio attivo che potrebbe appartenere all'ayahuasca, dagli esami tossicologici sui tessuti e sul sangue emergerebbero tracce di cocaina. In quale momento Alex avrebbe assunto le sostanze, questo è ancora da stabilire. Si attendono i risultati ufficiali che potrebbero però modificare e integrare il capo d'accusa. Tanti punti interrogativi su quella maledetta sera tra il 29 e il 30 giugno. Alex poco prima aveva inviato ad un amico un messaggio nel quale gli raccontava di essersi recato a Vidor per partecipare ad un rito in cui, secondo quanto da lui scritto, avrebbero dovuto far uso di una porzione di ayahuasca. Il giovane quella notte si è allontanato dalla cerimonia in stato di shock dopo aver assunto delle sostanze, poi è scomparso nel nulla. Per 3 ore gli altri partecipanti lo avrebbero cercato, poi hanno dato l'allarme. Alex è stato trovato morto a Ciano del Montello 2 giorni dopo. Sono scattate così le indagini dei carabinieri che hanno raccolto le versioni dei partecipanti al rito sciamanico, testimonianze che, se accertata l'assunzione di sostanze psicotrope, potrebbero non essere del tutto attendibili. Dei curanderi che si sono allontanati da Vidor poco dopo, nessuna traccia e nessuna dichiarazione, nulla è arrivato in procura, nessuna memoria.